TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Uno sciopero di 8 ore per turno è stato indetto per domani, mercoledì 16 aprile, a Porto Marghera, settore chimica. In una nota unitaria, i sindacati Filctem CGL, Femca CISL e Wiltec Will affermano: esiste anche Marghera. Con questo sciopero vogliamo urlare forte che esistiamo anche noi, che la chiusura dell'impianto cracking del 2022 non ci ha cancellato, che il problema Marghera non è risolto. Ci chiediamo dove sono il governo, la regione e il comune che avevano avvallato la chiusura a fronte di nuovi investimenti. Ci chiediamo perché nei tavoli ministeriali aperti al Mimit Marghera non risulti mai nominata, come se in questo territorio non ci fosse un'avvertenza aperta. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Parliamo di sanità. Continua a crescere e ad offrire maggiore attività all'utenza il punto nascite di Portogruaro. Nei giorni scorsi è stato aperto infatti l'ambulatorio per le gravidanze a rischio. In questi giorni è stato attivato anche il servizio di ecografia ostetrica morfologica. Il direttore dell'ostetricia, dottor Gianluca Babbo, annuncia infine che alcuni casi selezionati avranno a breve la possibilità di eseguire il taglio cesareo dolce, ossia in sala operatoria verrà effettuato il contatto pelle a pelle mamma-bambino, noto anche come skin to skin, per tutta la durata dell'intervento. Si ricorda che da gennaio, grazie alla collaborazione con la pediatria diretta da Antonella Tonetto, l'ostetricia di Portogruaro può contare sulla presenza costante del pediatra in struttura nelle 24 ore. Nel veneziano gli impianti termici di riscaldamento potranno rimanere accesi fino a mercoledì 20 aprile. Lo dispone un'ordinanza del Comune di Venezia a fronte delle condizioni meteo instabili sul territorio comunale e che, come da bollettino ARPAV, sono destinate a protrarsi fino alla prossima settimana, con temperature al di sotto delle medie stagionali. Da domani, mercoledì 16, fino a mercoledì 30 aprile, il provvedimento autorizza l'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per un limite massimo di 14 ore giornaliere, fermo restando quanto previsto dall'ordinanza numero 785 del 30 settembre 2024. Segnatevi questo appuntamento, torna Griglie Roventi. La data da segnare in agenda è quella di sabato 12 luglio, quando a partire dalle 20:30 nella consueta cornice di Piazza Torino a Jesolo si rinnoverà l'appuntamento con il campionato di barbecue più amato e scanzonato d'Italia. L'evento organizzato da Ugo Comunicazione con il contributo del comune di Jesolo, proprio nel 2025 raggiungerà il traguardo delle 20 edizioni. Confermato il format della gara che vedrà fronteggiarsi sotto lo sguardo attento e inflessibile della consueta giuria di esperti, 200 cuochi amatoriali divisi in coppie. La grande novità di quest'anno starà però nella partecipazione di altri 20 concorrenti d'eccezione, sindaci di altrettante amministrazioni locali che si aggiungeranno ai primi, mettendosi scherzosamente in gioco, ingaggiando una vera e propria sfida parallela alla portata più succulenta. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.